Portare i prodotti del territorio veneziano nelle scuole, nelle mense, nelle case di riposo. Questa è la proposta della provincia. Dalla patata di Chioggia alla pesca bianca di Venezia, dal miele di Barena alla ricotta misto pecora. L'assessorato alle attività produttive della provincia di Venezia oggi ha incontrato i sindaci per proporre di utilizzare i prodotti tipici del veneziano nelle mense, nelle scuole e nelle case di riposo per valorizzare il territorio e potenziare il commercio. Lo scopo è quello di cominciare a consumare sano, a consumare prodotti di stagione e fare in modo che l'amministrazione pubblica sia la prima ad insegnare a mangiare bene. Quello che noi auspichiamo è che nei futuri bandi pubblici che le amministrazioni comunali nella piena autonomia che hanno siano inseriti dei paletti dove alle aziende di catering che andranno poi a gestire i banchetti oppure tutti i pranzi e le cene di queste strutture vengano inseriti appunto i prodotti di stagione. La provincia punta soprattutto alle nuove generazioni, a chi quotidianamente consuma il pasto fuori casa, servendosi di mense dove spesso si tende a privilegiare il prezzo concorrenziale a discapito della qualità. L'elenco dei prodotti tipici del territorio si può trovare nel sito della provincia.